Amici di Sportisili, amanti del calcio giovanile, un saluto da Andrea Barraco dal centro Panormus. Si affrontano per questa terza giornata delle Under 15 girone B Team Calcio e Buon Pastore, squadre agli antipodi come momento di forma. Buon Pastore che viene da due risultati consecutivi, due vittorie con 6 punti, vittorie con Panormus e Monreale. D'altra parte un team calcio con un punto in classifica ottenuto nel pareggio della prima giornata contro il Cus Palermo e poi la sconfitta nella seconda giornata con il Palermo. Squadre dunque una da una parte che vuole continuare il positivo momento di forma, l'altra la squadra che vuole smuovere la classifica, vuole generare punti e vuole magari ricominciare da casa propria per la team calcio. Poi continuate a seguirci, a breve inizierà il match. Qui potete vedere il buon pastore che sta riscaldando. Un pastore con completo bianco. Io sono Andrea Barraco, ci vediamo tra qualche minuto per Team Calcio Buon Pastore.
punto per lo 0-0. Quasi tutto pronto, squadre nel corner, pronto ad entrare in campo, direttore di gara che si accinge alle ultime verifiche del caso. Eccolo che si avvicina ai ragazzi di Team Calcio e Buon Pastore, pronti dunque all'ingresso in campo, aiutato dagli applausi scoscianti del pubblico. A breve daremo anche un'occhiata alle due distinte. Buon Pastore in maglia bianca, Team Calcio invece in completo verde. Buon Pastore si presenta con Fiandaca, Orlando, Di Franco, Tarantino, Altezza, Cordova, Lombardo, Faulisi, Pace, Pucce, Sciortino, Viviano, Arcuri, Brucato, Salvo, Francesco, Corrao, Alaimo, La Rosa, Monte, Buttitta. D'altro lato i padroni di casa del Team Calcio con Pastorella in porta, Ruello, Raduan, Palizzi, Favarò, Monaco, Marchese, Diego, Marchese Filippo, Moscatello, Pantano. Andiamo con la panchina: Ciardiglia, Aromatico, Bartolotta, Brunettini, Castelli, Cataldo, Celano e D'Angelo. Direttore di gara per il match alle 11:30 Giuseppe Castrovinci, che si caricano, salutano le breve panchine pronte per un gran match. Che si accinge a dare il via al match. Forza ragazzi! Fuori. Tutto pronto, ancora qualche istante e poi potrà avere inizio anche questa terza giornata del Girone B, una delle ultime partite di questa giornata. Tutto pronto, si comincia. Buona partita a tutti, amici di Sportisili. Primo pallone è stato della Team Calcio, in lotta il numero 20 Raduan, pallone in area di rigore stoppato, difesa del Team Calcio e prova la ripartenza. Un pallone giocato, poi stop del numero 9, palla che rimane in area di rigore. Ha tentato la conclusione Roberto Favarò. Pallone in rimessa laterale, Team Calcio che parte all'attacco. Guardate la disposizione della Team Calcio, questo calciato, partono tutti dal secondo palo, pronti ad attaccare. Battuta di questo calcio d'angolo, ampio colpo di testa che arriva e poi conclusione di Favarò, palla alta sopra la traversa, ma la prima occasione è di marca dei padroni di casa. Questa al fondo battuta da Fiandaca, gioca con il proprio difensore. Una classica impostazione dal basso, che ha tentato la sponda l'attaccante del Buon Pastore. Ancora a cercare Roberto Favarò, il pallone che viene spazzato via, preda della maglia di Pastorella. Con il pallone lungo per Favarò che rincorre, attenzione, è veloce, arriva prima Fiandaca, c'è intervento del direttore di gara. Avevo provato in tutti i modi a recuperare il pallone, è stato anche bravo Fiandaca a recuperare quel metro per levare il pallone dalle disponibilità dell'attaccante. Adesso sono entrambi a terra, speriamo chiaramente non sia nulla di grave.
commesso troppo in fretta il calcio di punizione per il Buon Pastore. Adesso fischia il direttore di gara, rilancio lungo, colpo di testa, giocano ancora le maglie verdi. Pastorella si avventura in un piccolo dribbling e poi va a cercare le punte. Colpo di testa di West Ham. Torna dietro Favarò, ricorre il pallone, arriva prima e poi conclusione! Il pallone finisce in rete, sblocca il match Latin Calcio. Disattenzione del Buon Pastore, gioca questo pallone con troppa superficialità, arriva come un falco Favarò, che scarta il portiere e mette dentro il pallone dell'1-0. Padrone di casa in vantaggio. Dunque si è già sbloccato il punteggio quando siamo a 4 minuti dall'inizio del match, 1-0, autore del gol Roberto Favarò. Favarò che aveva già segnato queste prime 2 giornate, stando dunque a 2 il suo score stagionale. Adesso in calcio ancora in avanti, pallone in profondità, ancora Favarò che calamita il pallone, poi non riesce a renderlo giocabile. Poi conclusione tentata alla distanza da parte di Castelli, poi arriva tra le braccia di Fiandaca. Qui ancora Favarò che recupera il pallone, ancora per Castelli, verticalizzazione, poi West Ham in area di rigore, vince un paio di rimpalli e Caparbio torna dietro, poi apertura sulla sinistra a cercare Favarò, il pallone finisce sul fondo ma buon piglio dalla Latin Calcio. Particolarmente ispirato, con la gamba giusta, almeno questi primi minuti, Roberto Favarò. Conquista ancora la palla Team Calcio, ma solo per un istante, non riesce ad uscire da quell'imbuto del Buon Pastore. Usa le maglie verdi, adesso appoggio del numero 10, ma ancora Favarò a disturbare la costruzione dal basso. Favarò, l'appoggio per vie centrali, non riesce a sfondare Bartolotta. C'è intervento irregolare proprio del numero 15, calcio di punizione. Sul punto di battuta c'è Cordova che lancia a lungo con il sinistro, domina di destra Ruello, poi prova a giocare il pallone Cataldo, si alza un campanile, colpo di testa, ripetuti, si gioca col pallone in aria. È rimessa laterale adesso per il Buon Pastore che vuole guadagnare metri dopo l'avvio marcati in calcio. Tutta la rimessa laterale, lo stop di West Ham. Si lotta sulla fascia di destra della Team Calcio. Castelli gioca il pallone, non lo butta, c'è un rimpallo che favorisce ancora la Team Calcio. Tutta la rimessa cerca proprio West Ham. Bartolotta lotta sul pallone, ancora Bartolotta, il numero 15 viene scippato da altezza, ma ancora Team Calcio, solo per un istante l'avanzata di Faulisi che lotta, recupera il pallone, poi viene braccato da 6 maglie verdi, viene in aiuto il direttore di gara che redarguisce i giocatori della Team Calcio. Adesso calcio di punizione. Ovviamente la posizione è importante per cercare una conclusione, vedremo se sarà uno schema oppure una conclusione diretta a minacciare la porta di Pastorella.
Aspetta la disposizione della barriera. Storella non vuole farsi cogliere impreparato. Fischia il direttore di gara. Calcio di punizione verso la porta di Pastello, almeno ad ambirla. Che si perde alto sopra la traversa e si riparte dunque dalla rimessa dal fondo per la Team Calcio. Ricordiamo in vantaggio per 1-0. Gancio lungo di Cellano. Arriva stavolta Favarò. Colpo di testa di Ruello impreciso. Regala metri al buon Pastore. Si espongono le maglie bianche. Ha giocato corta la rimessa, poi un pallone in area di rigore. Pastorella non ha problemi. Lancio lungo di Pastorella, quest'anno mette a terra per lo stop di Bartolotta, poi si intromette lo Monaco, perde il possesso Lombardo con il mancino, fa correre i suoi. C'è pallone in profondità, letto bene da Celano, pallone in rimessa laterale, ma occhio, il buon Pastore comincia a prendere le misure. Buon Pastore che ha vinto due partite di fila non per caso. Un Team Calcio che non può mettere sotto gamba questa partita. Conclusione! E Pastorella si esibisce nella prima parata del match. Favarò viene pressato dagli uomini, commette fallo. Poi Favarò paga il mismatch. Chiaramente ha una fisicità differente dai suoi dirimpettai. Bravo Robby, lascia stare, va bene così, no? Ormai ha fischiato. Punto di battuta c'è Shortino. Fischia di direttore di gara. Shortino, un pallone in area di rigore, cerca l'inserimento. Favarò in chiusura. Lui che è il bomber principe della sua squadra, anche il primo difensore quando si tratta di palle inattive. Pace in profondità, viene chiuso, non può arrivare sul pallone. Sta dunque Pastorella a rimettere la sfera in gioco. Rischia qualcosa a Team Calcio, il pallone viene recuperato dal buon Pastore, ma c'è ancora un recupero delle maglie verdi, poi il pallone è lungo a cercare qualcuno che non c'è, nemmeno il velocissimo Favarò può arrivare su questo pallone. Poi Fiandaca lancia a lungo, colpo di testa di Celano che è stato molto attento quando i palloni sono gravitati nella sua zona. Qui il pallone in profondità per Favarò, era buona l'idea di Bartolotta che aveva trovato quel corridoio tra le maglie bianche. È lunga la rimessa, il rilancio, c'è ancora una giocata in mezzo al campo, si sviluppa per vie verticali l'azione di calcio, poi ancora Favarò, calcia! Fiandaca chiude in tempo le gambe ed evita il gol del 2-0. Favarò si è ritrovato lì il pallone. Di testa Favarò allunga, Fiandaca con i pugni, ancora Favarò e poi la conclusione, poi finisce in rete. Ancora una disattenzione in difesa, arriva West più veloce di tutti, mette lo zampone sinistro e siga il gol del 2-0. Pallone vacante per 2 volte giocato da Favarò.
dunque cambia ancora una volta il punteggio, 2-0 per la Team Calcio. Aspetta, cambia il marcatore, Radwan West Ham. Avanti il Buonpastore, qui Celano chiude tutto, c'è da dire anche che non c'è una presenza di maglie bianche in area di rigore. Qui Radwan si appoggia da Bartolotta che sfida nell'1 contro 1, vince anche con il fisico, poi cerca il filtrante per Favaro che però ha fatto un movimento diverso, voleva il pallone addosso, non ha tagliato l'area di rigore. Avanza lo Monaco, sfida due avversari sulla sinistra, se ne va, ma non riesce a saltare anche il terzo. Poi lotta. Saliamo, forza! Nel centrocampo del Buonpastore, fischiato un fallo di mano nello stop. Pucci è stato punito per lo stop con il braccio che ha preceduto l'intervento in gamba tesa dell'avversario. Celano sul punto di battuta calcia, ha cercato di sorprendere Fiandaca, pallone che finisce sul fondo. In calcio che ha già messo 2 mattoncini su questo match, prima con Favaro e poi con Radwan. Un Pastore che deve reagire, sembrava aver anche trovato le misure, creato dei presupposti, anche la prima parata di Pastorella. Appoggio lungo da parte di Lo Monaco e la rimessa laterale, colpo di testa dell'attento Francesco Moscatello. Recupero palla con Bartolotta che corre per vie centrali, viene chiuso, non ha sfondato il numero 15. Molto bravo a giocare tra le linee, alle spalle dei centrocampisti e a tagliare in due il reparto di mezzo del Buonpastore. Questa lunga di Pastorella, spizza per Favaro che controlla, poi l'appoggio, c'è Lo Monaco che converge sul destro, ancora Favaro. Poi un lancio lungo a cercare lo scatto di Pace, Pastorella però in chiusura e poi gioca il pallone col mancino, molto sicuro di sé con il pallone tra i piedi. Sappiamo ovviamente quanto è importante il ruolo del portiere moderno, oltre a una caratteristica fondamentale dei portieri che è quella chiaramente di dare fiducia alla sua retroguardia, alla propria retroguardia, anche di sapere anche sproviare situazioni pericolose con i piedi. Lo Monaco viene pressato, calcio di punizione verrà battuto da Pastorella. Pastorella va a cercare Radwan, poi il pallone arriva a Bartolotta che prova conclusione volante, poi ancora un mancino che viene fermato. Moscatello si porta a casa la rimessa laterale. Favaro attaccato, controlla con il sinistro e poi con il destro prova a giocarla, perde l'equilibrio, attaccato da Federico Tarantino. Lungo rinvio, colpo di testa da parte di Cataldo che chiude questa verticalizzazione. Cataldo, quando siamo giunti quasi al 18° di gioco, 2-0 per la Team Calcio.
cercato pace di testa a Ruello, rischia qualcosa prima con la testa e poi con la coscia. Intervento irregolare, calcio di punizione. Il buon Pastore che prova a farsi sentire su queste occasioni da palla inattiva. Sempre Shortino sul punto di battuta, lui il deputato ai calci piazzati. Fischia il direttore di gara Shortino con il destro, colpisce la barriera, poi spazza lo Monaco. Raduan lotta sull'out sinistro, perde il duello con Shortino che salta un avversario anche con un tunnel. Shortino scappa sulla destra, tenta il cross, deviato, calcio d'angolo. Prova a suonare la carica il numero 11. Questa discesa di forza e di tecnica. Adesso sul punto di battuta va il numero 8 Andrea Faulisi. In area di rigore il pallone, accenna l'uscita Pastorella. Un pallone in area di rigore, Favaro lotta e fa uscire il pallone. Poi Raduan può appoggiarsi da Bartolotta. C'è la chiusura delle maglie bianche, ancora un pallone in profondità per Bartolotta. Arriva Viandaca che raccoglie il pallone. Pericolosa nelle ripartenze da team calcio con i suoi velocisti. Qui altra chiusura di Celano che ha messo in cassaforte tutti i palloni spioventi arrivati alla sua parte. Tempo, arbitro! Arbitro! Lancio lungo di Pastorella, il primo sbagliato del suo match. Poi ancora Pastorella arriva sul pallone, lo controlla e lo porta a casa sua. Rischia qualcosa, cioè non si intende con Pastorella. Pensava alla rimessa lunga. Bravo Flavio, continua! Flavio, braccia aperte, Flavio, va bene! E questo è giusto, ma tu ti devi allargare, Flavio! Vieni Ciccio! Tempo, arbitro, mezz'ora! Rimessa lunga di Pastorella e arriva da parte di Raduan che mette a terra con la testa, poi prova a disorientare i detti avversari, entra nel rigore, Raduan calcia col sinistro, Fiandaca la blocca a terra. Gran giocata del numero 20 che sembrava ormai chiuso in un fazzoletto, è uscito alla grande. Altrettanto una conclusione da una posizione chiaramente difficile. Palla in profondità per Favaro, Fiandaca in chiusura, salta, non si lascia saltare. Qui un pallone giocato al di là della linea dei difensori, ratificata dal direttore di gara. Calcio di punizione per il Buon Pastore quando siamo al 22esimo minuto.
pochettino sul punto di battuta. Attento alla conclusione. Storella la blocca. Ci ha provato Scertino dalla distanza, anzi scusate, sotto i ragazzi di Andrea Folisi, che ha provato a tastare le qualità del numero 1 della Team Calcio. Il pallone Cristian Puccio adesso lo gioca, viene fermato dal rombo, dalla gabbia costruita attorno dal centrocampo della Team Calcio. Un intervento irregolare che sta sbracciando. Pallone lungo, il pallone controllato da Moscatello sulla sinistra, costretto a tornare dietro, prova a disorientare l'avversario, si disorienta anche lui. Aveva agganciato alla grande un pallone difficile, non è riuscito a convertirlo in un'occasione da rete. Apri, dai, forza! Quello va lungo. Pallone in rimessa laterale. Ancora quello di testa allontana il pallone, concede solo rimessa laterale al buon Pastore. Qui in chiusura Cataldo, sempre rimessa laterale ma qualche metro più avanti per il buon Pastore. Raduan col mancino, addirittura non arriva a destinazione. Il rimpallo favorisce Lombardo solo per un istante, che la rimessa laterale ancora della Team Calcio. Comunque il pallone a cercare Raduan, scambiano spesso la posizione Raduan e Favarò, uno va incontro e l'altro detta la profondità. È il turno di Favarò, si lotta sulla destra, rimane a terra Favarò, ce l'hanno sulla sinistra per Moscatello, direttore di gara che ferma il gioco. Palla verde lì. Palla verde qua. Può ricominciare il match dopo le cure occorse a Faro. Dai, saliamo! Dai, che dai, devi salire, che dai. Ce l'hanno. Va
per il sottile. Lotta Favarò per la posizione, aiutato da Raduan, se ne va sulla sinistra il numero 9, rimpallo col pallone in rimessa laterale. Occhio perché si alza la pressione ancora della Team Calcio per il recupero veloce del pallone che arriva. Moscatello riesce a cercare Favarò, troppo corta, poi colpisce con la schiena. Moscatello, finta e controfinta, entra in rigore ma solo per un istante. Poi Celano con il destro, pallone in rimessa laterale. Scappa l'attacco, attenzione, qui sbaglia Ruel, che ha messo di fatto nei guai Pastorella. È stato provvidenziale nell'intervento in scivolata, spazzare il pallone. Erano 3 giocatori in maglia bianca. Aspetta un attimo, aspetta. E che è? Mica mettete 3 persone la palla. Fratello, decidi quando hai la palla in piedi e non rompere le scatole, E scarica la responsabilità sempre agli altri. Tipo Corini, ieri non diceva niente. Pastorella rilancia lungo, pallone però nella terra delle maglie bianche. Celano raccoglie, arriva Moscatello sul pallone, bella la giocata sull'ot sinistro. Bravo! La giocata di Lo Monaco, lotta ma ne esce Faulisi. Lombardo, pallone lungo all'interno dell'area di rigore, facilmente preda di Pastorella. Ettore, torni sempre sullo stesso lato. Come te lo devo dire? 31esimo di gioco qui al Centro Panormus, con il vantaggio per 2-0 della Team Calcio. Favarò, stoppato il pallone, ce l'ha sul macino. Favarò può anche calciare, invece l'appoggio per Bartolotta che calcia. Poi ancora un'occasione, conclusione. Deviazione in corner, ma occasionissima per portarsi sul 3-0 la Team Calcio. Intervento fondamentale probabilmente di Tarantino. Ha tolto il pallone dalla porta con il tacco. Il calcio d'angolo, Favarò lascia il pallone per Moscatello che è proprio col mancino d'esterno. Il pallone si è perso sul fondo. Orlando, colpo di testa, poi shortino, porta avanti il pallone, poi lo gioca Lombardo, lotta con Ruello, greco-romana a centrocampo. Celano per dare un po' d'ordine, mette in difficoltà Bartolotta. Intervento irregolare sanzionato dal direttore di gara per l'intervento sul Lombardo, calcio di punizione. (32esimo di gioco). Il direttore di gara, il pallone in area di rigore, Pastorella in scivolata, ma non la prende nessuno.
Moscatello prestato. Cestino ha messo il pallone in rimessa laterale. Ancora Moscatello. Lo Monaco finta il lancio e poi avanza palla al piede sulla sinistra. Moscatello va a cercare Favarò, tiene lontani gli avversari, circonnaviga il centrocampo, poi l'apertura era precisa per Cataldo che è stato ingannato dal rimbalzo e non è riuscito a rendere giocabile questo pallone. Di testa ancora Bartolotta, frana a terra, calcio di punizione con Celano che lancerà lungo, cercherà le torri in area di rigore. Occhio chiaramente a Favarò, anche a Moscatello. Ottimi tempi di inserimento, anzi Celano va a cercare la conclusione in porta. Sul fondo 34:40 di gioco, ormai al tramonto di questo primo tempo. 2-0 per la team in calcio. Radwan in area di rigore, c'è sul mancino, colpo di tacco per Bartolotta, poi il pallone arriva a Favarò che spedisce alto sopra la traversa, ma era fuori gioco. Un minuto di recupero decretato dal direttore di gara, poi i giocatori prenderanno un tè freddo. E quando siamo al 2 ottobre le temperature sono ancora abbastanza importanti. Cruella spazza via il pallone, arriva Favarò, lotta, prova a rendere giocabile un pallone Moscatello. Celano butta in avanti uno degli ultimi palloni di questo match. Lo Monaco ne stoppato, Celano torna dietro da Pastorella. C'è lungo Pastorella, ma finisce qui questo primo tempo 2-0 per la team calcio con il gol di Favarò e di Radwan. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ci vediamo nella seconda frazione di gioco. Esame di Coppa Italia per Enna e Don Carlo Misilmeri in quello che è uno dei big match del secondo turno gara di andata, che si gioca in uno stadio generale Gaeta colorato a festa, tanti presenti da una parte e dall'altra, ma soprattutto due grandi squadre una di fronte all'altra che provano a darsi spettacolo, ma l'inizio, come stiamo per vedere dalle nostre immagini, è tutto di marca giallo-verde, con un protagonista su tutti, ovvero sia Amaya. Qui l'azione, la prima della partita, avviata da Cocimano, proseguita da Peppe Prestia che salta Costantino, mette in mezzo il pallone, in tuffo Cocimano, impegna Zummo, ma è questo l'antipasto del gol dell'Enna, perché intanto qui c'è un'altra palla gol creata con la palla che arriva ad Amaya, la sforbiciata dell'attaccante argentino con la palla che finisce fuori. Un po' in difficoltà la retroguardia della Don Carlo nei primi minuti, e allora occhio alla magia da parte di Salvatore Cocimano, il tentativo iniziale, la parata di Zummo e poi Amaya per il gol dell'1-0 che sblocca la gara del Gaeta, tapin vincente dell'argentino. Qui altra brutta palla persa dalla Don Carlo Misilmeri, ancora Amaya di testa, batte Zummo imparabilmente 2-0. Inizio da incubo per la squadra guidata da mister Salvatore Utro, che ha mandato in campo una squadra con tante novità rispetto alle prime uscite stagionali, e qui ancora è costretta a subire l'iniziativa dell'Enna. Calcio di punizione del misilmerese doc Ivan Lavardera, palla che spiove pericolosamente in aria, non riesce ad arrivare nessuno, in ultima istanza neanche Rallo riesce a toccare sul secondo palo, poi si scuote la Don Carlo Misilmeri sull'asse Iraci-Fricano. Qui la palla che arriva per il cross col destro di Mendola, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta
ma è la prima di tante occasioni create alla Don Carlo Misilmeri nel finale di primo tempo, qui Mendola ancora col destro, questa volta al tiro ribattuto da un difensore, arriva Iraci con l'inseguimento del pallone, la chiusura in rinvio dal fondo, l'ultimo tocco è dell'ex giocatore del Canicattì, qui ancora Lo Nigro a impostare il tocco largo sulla sinistra per Lucera che prova a puntare il suo avversario, mette al centro il pallone, la palla arriva comoda tra le braccia dell'estremo difensore dell'Enna che sarà protagonista nel corso della gara, ma intanto una delle ultime azioni del primo tempo ancora sull'asse Iraci Fricano, la palla che arriva a Cossentino in zingarata in proiezione offensiva, buona, però è la respinta del portiere in quella che è l'ultima palla gol del primo tempo con il miracolo messo a segno dall'estremo difensore Saitta, e si arriva al secondo tempo con la Don Carlo che insiste, Iraci imbecca ancora Fricano, la palla che viene messa al centro sul primo palo, prova ad arrivare in qualche modo Matera, viene anticipato in calcio d'angolo, a breve anche qualche cambio per Mister Utro che cercherà di alzare il peso offensivo della sua squadra, intanto Iraci con la palla splendida messa al centro sul secondo palo, non arriva Matera, ma era comunque tutto fermo per fuorigioco del centravanti che oggi è sostituito dal primo minuto Pietro Balistreri, ma qui intanto attenzione ancora al destro di Cocimano e palla che esce di pochissimo alla sinistra di Zummo. Cocimano dominatore quasi assoluto della partita, prova a salire in cattedra dall'altra parte Alessio Lo Nigro con la combinazione centrale con Lucera, il dribbling secco e la conclusione dopo aver evitato Fazio, ma è bravo Saitta a dire di no. Ancora Don Carlo che gioca molto meglio dei suoi avversari nel secondo tempo, Romano, altro innesto dalla panchina, sempre per Lucera che si porta sul sinistro, mette al centro il pallone e Ben Iraci non impatta bene di testa, la palla si perde sopra la traversa, poteva essere una grande chance per accorciare le distanze. Dall'altra parte in campo Arcidiacono e Agudiac, la palla arriva proprio all'argentino che di testa colpisce la traversa, torna a farsi sentire l'Enna in fase offensiva in quelli che saranno solo tentativi in ripartenza. Dall'altra parte attacca in massa la Don Carlo, altra palla messa al centro, Balistreri viene anticipato da Saitta, la palla arriva sul destro di Iraci, il quale non inquadra la porta, in posizione di precario equilibrio. Dall'altra parte però è clamorosa la palla gol creata per il tiro di sinistro di Biccio Arcidiacono che colpisce la traversa, l'azione però non finisce, tentativo di Agudiac respinto da Zummo, rischia di finire in fondo al baratro la Don Carlo Misilmeri che però resiste, qui altro tentativo con la palla rimessa al centro, in un primo momento libera la difesa dell'Enna, per la palla finisce sul sinistro di Alessio Lo Nigro, il tiro è preciso, finisce sul palo però forse con la deviazione decisiva di Saitta e palla che si perde sul fondo. Calcio d'angolo, qui serie di trattenute, direttore di gara fischia contro Simone Giuliano che viene ammonito e solo dopo qualche secondo il direttore di gara si ricorda che quella era la seconda ammonizione, rosso per il difensore ex Marina di Ragusa che protesta, trattenute reciproche forse un po' eccessiva, la seconda ammonizione, protesta in massa la Don Carlo Misilmeri che però non smette di giocare e qui crea una grande palla gol. Calcio di punizione per il piede sinistro di Pierino Concialdi, vola Saitta a togliere la palla dalle ragnatele, a togliere la palla dall'incrocio poco più avanti, e qui le nostre immagini si avvicinano al campo, doppia protesta per un presunto doppio fallo di mano, forse più evidente quello sulla conclusione di Cerniglia da parte di Zappalà, l'arbitro non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Dall'altra parte l'ultimo tentativo è per Biccio Arcidiacono che si porta la palla sul destro, cerca di piazzarla, non ci riesce ed è questa l'ultima occasione della partita, finisce 2-0 per l'Enna sul proprio campo. Al ritorno al 12 ottobre vedremo chi si qualificherà per il prossimo turno di Coppa Italia. Alla prossima!
Quasi tutto pronto per il secondo tempo della questa terza giornata del GNB Under 15 Buonpastore contro Team Calcio. Un calcio in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Raduan e di Favarò. E si ricomincia. Un secondo tempo a tutti. Primo pallone giocato dal buon Pastore in pressione altissima dei uomini di casa, intervento in scivolata da parte di Castelli, una rimessa laterale da parte del buon Pastore. Chiaramente deve cercare il prima possibile anche per l'autostima il gol per accorciare le distanze. In calcio che ha avuto un appoggio, ha avuto un
approccio autoritario al match, trovando in avvio di gara con Favarò e costruendo anche tante occasioni anche potenziali per colpire la porta di Fiandaca. In grande spolvero la coppia d'attacco Radwan Favarò, anche ispirati da Bartolotta. E sorrette anche da un reparto difensivo che sta dando grandi sicurezze, perché Capitan Celano ha calamitato qualsiasi pallone a spento che sia arrivato dalle sue parti, dando grande sicurezza alla sua retroguardia. Calcio di punizione, tutto con il mancino, colpo di testa di Celano, tanto per cambiare. Cataldo spazza via il pallone, attenta alle nostre telecamere. Di Franco alla rimessa, questa è una via rosa che non arriva. Radwan con la testa poi scappa, o almeno ci prova sulla sinistra. Folisi gioca sulla destra il pallone. Cristian Puccio ne è fermato. È stato qualche avvicendamento nel Buon Pastore per tentare di cambiare l'inerzia del match. Nessun cambio invece tra le fila della Team Calcio. Ruella lascia lì il pallone disorientato, non Celano che esce in eleganza, palla al piede, rischia anche qualcosa alla Lucio. Bravo! L'apertura è sulla sinistra, poi il pallone a cercare Favarò. Il colpo di testa di Federico Tarantino per il Cataldo in chiusura. Si porta una rimessa laterale lunga. Ancora Cataldo, pallone lungo linea, varca la linea della rimessa laterale che è in maglia bianca. Celano di testa, ritorna dietro Diego Marchese. Celano, Pastorella, rischia qualcosa ma rilancia bene lungo, evita l'effetto Piacelli. Radwan aggancia con l'esterno, poi ha provato la verticale per lo scatto di Favarò. Abbiamo già parlato della grande intesa tra i due, il lavoro complementare. Sanno anche scambiarsi. Quando uno va incontro l'altro detta la profondità per creare chiaramente occasioni e varchi dove possono inserirsi i centrocampisti. Scappa Alessandro La Rosa sulla fascia, fermato da Celano, fa una chiusura da masterclass. Qui Tarantino spazza il pallone, rende giocabile, solo in teoria però. Fuori gioco. Sali. Rimani là, Cairo, resta stretto. Con il petto, poi conclusione dalla distanza e trova la rete il giocatore della Team Calcio. Si tratta di Monaco. Gran conclusione dalla distanza, Fiandaca non se l'aspettava. È costretto a raccogliere dal sacco il pallone del 3-0. Dai ragazzi, dai. Bravo. Bravissimo. Dai. Profondo il pallone a cercare Radwan. Fiandaca, aiutato anche dalla copertura del suo difensore.
Anzi, il gol ha trovato sotto il numero 15 Bartolotta, dalla gran distanza. Dopo l'ottimo lavoro in difesa del pallone da parte di Favarò, è arrivato Bartolotta con il destro. Raddon a cercare un pallone in profondità per lo scatto di Diego Marchese. Laterale battuta, colpo di testa, Cataldo si occuperà ancora della rimessa. È lunga, il pallone rimane in area di rigore, poi lascia scorrere. Moscatello si accontenta della rimessa laterale, cercare Favarò, lotta e poi ancora Bartolotta, la sfera rimane lì, può cacciare Marchese con il destro, alto. Sembra essersi coordinato bene, capito, con il mezzo esterno del piede destro. Tarantino rischia qualcosa con questa uscita bassa, bravo però Orlando, anche fortunato. Favarò. Siamo tornati in diretta su qualche problema tecnico a causa del caldo. Mi ha consentito di guardare qualche minuto della diretta. Non vi siete persi fortunatamente nulla. 3-0 sul campo della Panormus. Team calcio sul Buon Pastore. Amici di Sportisi lì. Lungo colpo di testa che favorisce però la ripartenza degli attaccanti del Buon Pastore, e qui pallone che poi viene spazzato in calcio d'angolo per evitare quei peggiori, anzi no, poi è stato toccato l'attaccante del Buon Pastore, dunque nulla da fare. Favarò a terra e viene fermato Ruella. In orizzontale poi il pallone per Rotman. Monte sulla destra. Lungo il pallone per Radwan, la posizione irregolare come il direttore di gara. Buona Ale, va bene Ale. Va bene Alessio, buona dai. Oh. Ale, è giusto Ale. Va bene, dai, stringi. Girati no. No, Peppe, non sempre. Dove si sta? Fallo. Prendilo. Avanti il Buon Pastore, avanza la Rosa, entrato in area di rigore, fermato da Cataldo. Intervento onesto quando il direttore di gara da parte del numero 2, lamenta qualcosa la Rosa, che ha però generato un po' di scompiglio nelle maglie verdi
La giocata tentata da Faulisi, esce ancora Cataldo, palla al piede, porta avanti i suoi, fermato ma c'è il vantaggio. Dai, Poi l'intervento regolare da parte di Cataldo. la palla lui, Se ammonisci qualcuno non la butta più nessuno. Devi recuperare 20 minuti, girati, almeno 20 minuti. Girati. Pesame vieni! Questo è il reparto. Bravo, vai Sam. Robby! Arbitro! Arbitro! Papà! Matellero mi chiama. Io non ero qua, stavo facendo i cambi. Esce il vento. Qualche avvicendamento per la fila della Team Calcio, è uscito Raduan, il numero 20. Capito? Fatti dare sta palla, Robby! Lasciamo giocare, grazie. Ancora 19, grazie. È entrato il numero 19, Giuseppe Pantano. Il lancio lungo, tenta di giocarlo fra l'altezza. C'è un intervento irregolare sul numero 5, calcio di punizione. Era ormai chiuso il giocatore del Buonpastore. Bianchi che guadagnano praticamente un calcio d'angolo. Da lontano. Sul punto di battuta c'è Cordova. Da lontano. Cordova col mancino, il pallone in area di rigore. Non arriva nessuno, meglio ben al colpo di testa. Poi giocata nello stretto di Corrao, che si porta a casa il calcio d'angolo da una parte all'altra. Il Buonpastore per cercare. Lo guarda il 5, arbitro! Lo guarda il 5! Il gol che accorcerebbe le distanze. Lo guarda il 5! Siamo sereni, raga! Siamo sereni! Anche lei. Guarda su, Oh, Piccio, ce n'è uno solo! Ce n'è uno solo! Battuto il calcio d'angolo Pastorella con le braccia, poi Ruella completa e prova a portare avanti il pallone il numero 18 Bonettini. Cambiata un po' la conformazione dell'attacco nella Team Calcio, con Bonettini che largo a sinistra e Pantano fa la punta e probabilmente si alternerà con Favarò. Con Diego Marchese largo sulla destra, non ci arriva Pantano, poi il pallone a cercare lo scatto di La Rosa, attentissimo Pastorella, arrivato presente a centrocampo, Dai, tranquillo, gioca. portiere completo per Under 15 di grande livello. Arriva Fiandaca che preferisce non bloccare il pallone, piuttosto metterlo in rimessa laterale. Toglieta poi conclusione, Fiandaca la blocca.
Palungo Fiandaca di testa Ruella. Però in mezzo a due, controllo con la Suola, con grande qualità di Faolisi, e poi perde però il pallone. Cataldo sulla destra, si porta a casa la rimessa laterale. Va bene qua dov'è? Ruella di testa, mette a terra con qualche rischio. Cataldo per Marchese. Marchese cerca il cross troppo ampio. Sento la conclusione Moscatello. Gira, Diego, gira. Di testa Ruella di fatto lascia scorrere, torna dietro Moscatello. Ruella rischia, ma la Rosa non controlla il pallone, torna nelle disponibilità di Pastorella. Siamo giunti ormai al 22esimo di questo secondo tempo, vantaggio per 3-0 della Team Calcio sul Buon Pastore. Prendi a prendere la palla veloce, portiere! Velocemente, grazie! Arbitro, non stiamo giocando, arbitro! Non stiamo giocando, arbitro! Ammonisce a qualcuno! Che dobbiamo fare? Davanti staci, Peppe. Cataldo pressato, lotta Favarò, esce dal traffico, poi il rimpallo, Favarò per il regolare. Ma te lo porto io un cartellino! Quartiere Ma quando? Ma quando ammonisce, ma! Ma c'è qualche altro cartellino! Oh. Facciamo giocare, grazie! Ti abbassi! Adesso! Col mancino lo Monaco, il pallone rimane lì, Cataldo spazza. Lotta Cataldo con la Rosa, intervento irregolare, calcio di rigore. Ingenuità di Cataldo che concede il rigore al Buon Pastore. Spettacolare, tuo figlio non gli interessa, Dai Pasto! bravo Monte. Occasione di tiro libero dunque per il Buon Pastore. C'è Faolisi sul punto di battuta, Pastorella che va a disorientarlo. Diretto di gara che raccomanda ai giocatori di non entrare nell'area di rigore. Fischia adesso, va Faolisi con il destro, la palla rimane di Pastorella e poi conclusione da parte di La Rosa, anzi no, da parte di Giuseppe Monte, pallone che finisce in rete, 3-1, prima la respinta di Pastorella corta. Ce la facciamo un battitore, dai! Va bene Pasto, bravo, Pastorella, bravo! E poi il tap-in da parte di Monte. Quando siamo al 25esimo di gioco in questo secondo tempo, 70esimo, contando chiaramente anche il primo tempo. E Buon Pastore che riapre la contesa. Sa che il gol con Ravvivi, i giocatori oggi ospiti. Almeno ci ha tentato. Arbitro, quanto costa un cartellino? Arbitro!
Brunettini. Poi c'è stato l'intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco comandando un calcio di punizione per il Buonpastore. Lancio lungo di Tarantino, c'è la Rosa di testa, poi Faulisi. Signore! Buttali fuori! Calma e pensa alla partita. Gioca Peppe, gioca a pallone, Peppe! Gioca! Oh, pallone bianco! Oh, vedi che fallo, ma stai scherzando? Arbitro, vattene a casa! Abbiamo giocato 10 minuti sta partita! Ho fermato il gioco! Si comincia a giocare lunga il pallone a Laimo nella terra di nessuno. Ce l'hanno, consegna il pallone a Moscatello che va alla rimessa lungolinea, non controlla Brunettini, qui sta Moscatello, poi la Rosa se ne va sulla sinistra, non c'è contatto secondo il direttore di gara. Favarò per vie centrali, la verticalizzazione, il pallone per Brunettini, arriva prima Fiandaca. Ok, c'è stato un cartellino rosso. Da identificare chi? Trattasi del numero 11, D'Angelo, Giuseppe D'Angelo. Tra l'altro l'autore del gol del 3-0. Avremmo ancora una volta non identificato. Adesso ve lo notifichiamo con un po' di delay. Il pallone è nostro! Il direttore di gara che predica calma ai giocatori in campo per concludere il match. Con altri animi. Si comincia dunque a giocare 3-1 per la Team Calcio, che adesso è in inferiorità numerica per l'espulsione di D'Angelo. In area di rigore il pallone. Favarò, questa di Pantano, ovviamente Team Calcio che dovrà affrontare il match con un piglio diverso, chiaramente più
più preposto a contenere il risultato, a contenere il vantaggio per 3-1. Di rigore il pallone, colpo di tacco a liberare La Rosa, attaccato, poi pallone lungo, La Rosa. Cavroscia il pallone per Pantano, lo gioca, interviene Tarantino che fa uscire il pallone, La Rosa, tallonato, intervento scivolato, ma ancora La Rosa presso del pallone. Fallo di mano, che c'è Ale? Critica a te. Fallo di mano. Il suo compagno ha preso la mano. Dove Ale? Ale dove? La sostituzione! Dove era prima Alessandro? Roberto, play! Facciamo sinistra! Arbitro! Mario, ascolta, Mario! Siamo 4. Giovanni devi andare in avanti! La battuta del calcio di punizione ce l'hanno. Va lungo. Ok, lo scatto di Moscatello. Però non è arrivato su questo pallone interessante. Buon passo, attenzione anteriore, la ricerca del gol del 3-2 per regalarsi un finale incandescente. Interessante anche la posizione che ha assunto Favarò. Adesso agisce da centrocampista per sfruttare le sue qualità fisiche e anche tecniche, indubbiamente. Cantano. Poi Ruella spazza via il pallone, Pantano prova a tenerlo ma non riesce, di testa ancora. Romantico, poi il pallone giocato in profondità per lo scatto di Lombardo. Ruella chiude, rinvia a Cerniglia, è entrato in luogo di Pastorella, intervento con il braccio. A fine partita, bravo. 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Minuti che separano dunque in calcio i 3 punti. Lombardo calcia con il sinistro, pallone va sul fondo. Dai Nino.
Dai, che non gliela facciamo, dai! Questa battuta da Buttitta. Polisi non trova grandi spazi. Per la conclusione di Arcuri. Grazie. Velocizziamo col pallone, grazie. Uno l'ha segnato e uno l'ha sbagliato. No, come dice te, come fai da una schiena, scusami. Ti devo Velocemente, grazie. Ho detto io 3 rigori abbiamo sbagliato. Il pallone lanciato lungo ma nella terra di nessuno. Altro cambio per la team calcio, esce Moscatello dentro con il numero 3 Matteo Polizzi. Io pensavo all'altro. è il doppio, tieni palla. Attenti in mezzo! Buttitta. Colpo di testa, Lombardo. Poi arriva Tarantino. Porta il pallone da Lombardo. C'è l'intervento di Cataldo. Buttitta, intervento con le mani non secondo il direttore di gara. Celano, pressato. Scompone il lancio lungo. No. Giocata di Brunetti. Quel pallone in rimessa laterale. Sono circa 2,5 del tempo di recupero. Dunque esattamente a metà. Conclusione di Brunettini. Finisce sul fondo. Il pallone per Aromatico che non l'aggancia. Probabilmente in gioco ci riesce. Gran giocata sulla destra di Aromatico e 3 di rigore. Poi doveva servire le punte. Poi Cataldo in grande calma si porta a casa la rimessa laterale. Non c'è fretta chiaramente per la team calcio. Aromatico lotta, perde il possesso del pallone. È stato anche a favore. Eccolo qua Gianni, eccolo qua! Eccolo qua Giovanni! Non è in verticale, non può arrivarci nessun giocatore. Un pastore. Poi piantata. Cataldo, c'è il direttore di gara, il gioco si ferma. Cataldo, progressione sulla destra, poi perde il possesso del pallone. Cavolo! Vabbè, non c'è motivo. Ruella. Savarò. Salta l'uomo, va sulla destra, si chiude in rimessa laterale, si porta a casa il pallone, ma la rimessa è bianca. Titta, mette a terra. Polisi. Pallone lungo da Corrao. Alaimo. Punta l'uomo, se ne va sulla destra, il numero 17 è veloce.
e viene chiuso in calcio d'angolo con quella che sarà l'ultima occasione. No, non c'è più tempo, finisce il match. Team Calcio che si pone per 3-1 sul Buon Pastore, sale a 4 punti, si ferma invece i risultati utili consecutivi del Buon Pastore a 2. Cari amici di Sportisi, noi vi ringraziamo, vi chiediamo di continuare a seguirci sui nostri canali.